Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli occidentale in primo piano. E sempre in tema di sicurezza facciamo il bilancio del 2019 con il vice segretario nazionale dell'FSP Polizia di Stato Raffaele Padrone. Un anno di battaglie per la sicurezza e dalla parte dei poliziotti per il sindacato FSP Polizia di Stato, che a livello nazionale si è battuto per il riordino delle carriere e il pagamento degli straordinari arretrati, bussando alle porte dei vari governi. Speriamo che anche i 180 milioni di euro per pagare gli arretrati dei colleghi del 2017-2018 diventi realtà. Anche a livello regionale l'attività è stata intensa. Tutte le segreterie presenti nel Friuli Venezia Giulia, nelle 4 città, hanno partecipato a numerose iniziative e numerose commissioni. Direi un'attività piena per quanto ci riguarda e soddisfacente. Resta il problema degli uomini, per i quali si chiedono rinforzi in una terra di confine come il Friuli Venezia Giulia. Visto i confini e gli arrivi di queste persone clandestine dai Balcani, abbiamo bisogno sicuramente di molto più personale. È vero che a Pordenone sono arrivate delle persone e si conclude con l'arrivo del 2020 ad aprile, si concluderà questo piano triennale di altre 5 unità. Sono ragazzi giovani, questa è l'unica soddisfazione che portiamo a casa, perché dobbiamo considerare e fare i conti sempre di chi e quanti vanno in pensione. Per il momento abbiamo 10 persone che sicuramente lasceranno il servizio per raggiunti i limiti di età. E anche nella notte di San Silvestro molti poliziotti lavoreranno. Un augurio chiaramente a tutti gli uomini e donne della Polizia di Stato che non solo sono attualmente presenti, ma che questa notte vigileranno sulle feste di piazza. Attenzione poi ai botti di fine anno. Chi li utilizza devono essere sempre persone maggiorenni, quindi fate molta attenzione, perché altri sequestri sono stati fatti. Vorrei, ripeto, che nel nostro territorio non succeda nulla, nessuno rimanga ferito. Quindi un augurio di buon 2020 a voi e a tutte le vostre famiglie. Voltiamo pagina. Da domani a Pordenone cambia il sistema di raccolta differenziata del secco residuo, che passa da settimanale a quindicinale.